Prossimi movimenti decisionali della FIGC nazionale sulla sempre più probabile sospensione definitiva del campionato di Serie C della stagione sportiva 2019-2020. Se ne parlerà in occasione dell'assemblea delle società associate già convocata per il giorno 4 maggio e posticipata al giorno 7 maggio sempre del 2020. Sarà l'occasione per valutare come promuovere le 4 squadre di C in Serie B, il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla Serie D. Di conseguenza anche per le società dilettantistiche si attendono delle novità importanti per programmare i prossimi tornei dalla Serie D a scendere. Per quanto riguarda il massimo torneo dilettantistico, non dovrebbero esserci problemi in caso di interruzione dei relativi campionati. Alle 9 capolista va riconosciuto il titolo acquisito sul campo. In questo caso appare scontata la promozione in Lega Pro del Palermo, mentre in caso di play-off parteciperebbero le 4 squadre che si sono classificate a ridosso della compagine rosanero, cioè Savoia, Giuliano, Messina e Troina. Per quanto riguarda l'eccellenza siciliana, via libera per la D sia per il Datilo che per il Paternò. Intanto la società dell'Agragas, tenuto conto delle improbabili riprese del campionato, pensa già a programmare la prossima stagione ed è al lavoro per definire tutti gli aspetti per presentare la richiesta di iscrizione al prossimo campionato di Serie D, dove l'ipotesi di un girone tutto siciliano è molto affascinante e l'Akragas, essendo capoluogo di provincia, vorrebbe essere presente. Ma all'orizzonte si prospetta l'ingresso in società del main sponsor Nauka Viaggi, diretto dalla dottoressa Sonia Giordano, che andrebbe a ricoprire la carica di vicepresidente. Nel contempo, l'avvocato ed attuale vicepresidente dell'Acregas Giancarlo Rosato, esperto del settore, si sta adoperando per dare una nuova forma giuridica alla società e creare una nuova SRL. L'agenzia Nauca Viaggi è di Legnano e la dottoressa Sonia Giordano è l'attuale amministratrice ed ha devoluto un sostanzioso contributo economico sotto forma di sponsorizzazione.